Vince di misura la squadra del presidente Nino Di Giacomo della SEAP Aragona nello scontro contro la Volley di Reggio Calabria, una partita che ha visto gli agrigentini del coach Dagioni prevalere nettamente con i padroni di casa per 3-7-0. La SEAP blinda così il primo posto, una vittoria fortemente voluta da tutti, come afferma il coach Dagioni, che fa ben sperare per il futuro della squadra. Una vittoria fortemente voluta da tutti, che ci siamo presi sul campo. Poi uno vede i risultati, tante volte può sembrare che le partite siano semplici, le partite non sono mai semplici, soprattutto quando hai tutta la pressione addosso, pressione positiva che ci vogliamo dare noi perché vogliamo questo tipo di traguardi, quindi un grande abbraccio, complimenti alla squadra, a tutte le ragazze, e adesso vediamo cosa ci riserva il futuro. Poi alla fine si gioca una palla, si gioca su due metacampo di 9x9, però abbiamo messo subito tantissima intensità difensiva, che era quello che avevo chiesto in particolare alla squadra. Poi l'attacco, il muro, la battuta, i fondamentali sono venuti un po' da sé, grazie appunto alle motivazioni e all'intensità di gioco che ci abbiamo messo. Era quello che volevamo e ci siamo riuscite a portare a casa questa partita, a portare a casa il primo posto. Era l'obiettivo, il primo obiettivo della stagione, arrivare prime in questo mini girone. Adesso aspettiamo cosa dirà la federazione per il continuo, e io la dedico sempre alla mia famiglia che è a casa, che mi guarda, e non vedo l'ora di rivedermi, non vedo l'ora di andare a casa, quindi ora godiamoci questa Pasqua e faccio gli auguri a tutti. Noi siamo pronte comunque a qualsiasi tipo di soluzione ci sarà per questo continuo di campionato, e niente, vogliamo continuare a giocare comunque. Come avevo detto in settimana, era importante iniziare questa partita determinate mentalmente, standoci subito con la testa, quindi oggi si è visto dal primo punto e sono molto contenta, sono molto soddisfatta di quello che abbiamo fatto. C'è stato un piccolo calo forse nel secondo set, ma siamo state sempre lì con la testa, quindi non posso che essere fiera e soddisfatta di questa vittoria veramente venuta dal cuore e dal gruppo. Penso che stiamo dimostrando di essere una grandissima squadra, stiamo dimostrando anche nelle ultime partite che riusciamo a risollevarci dalle difficoltà, perché ci sono state, e quindi credo che questa squadra possa fare grandi cose, per cui io non so che dire, sono veramente molto contenta. Era veramente importante riuscire in una situazione del genere che c'è in Italia, soprattutto per le nuove regole che ci sono in questo momento, riuscire a raggiungere questo piccolo obiettivo, e adesso vediamo cosa succederà, attendiamo notizie dall'alto, ma ripeto, sono molto fiera e molto soddisfatta di quello che questa squadra ha dimostrato in queste settimane.